Buongiorno a tutti ragazzi. Un altro asteroide è caduto lunedì scorso nei cieli di New York. Anche questa notizia non era stata data, quindi come sempre sappiamo le cose sempre in ritardo. In effetti lunedì scorso è esploso un corpo celeste che si è fatto in tanti piccoli meteoriti. La gente l'ha descritta come una palla di fuoco che ha generato un forte boom sonico. La società della NASA ha affermato che il boom e la brillante striscia che si è protratta nel cielo sarebbero stati causati da un asteroide che entrava nell'atmosfera terrestre. Giustamente un testimone ha detto questa parola. Era così rumoroso che addirittura la casa tremava. Dice l'ho sentito fortemente e sono stato per un attimo nel panico. Stavo preparando tutto per scappare via perché pensavo che la centrale elettrica che è qui vicino a noi fosse esplosa. Quindi è stato molto sentito, diciamo, dalla popolazione, quindi tante Twitter, Facebook, tutti a commentare sta cosa. E come sempre ragazzi, queste notizie vengono dette dopo 7-8 giorni, 10 giorni. Diciamo che questa palla di fuoco era grandissima come l'hanno descritta i testimoni. Poi all'impatto con l'atmosfera si è fatta in tanti pezzi. E quello dicono che la NASA dispone di tante telecamere dedicate alla cattura di immagini di queste valle di fuoco, ma gli strumenti sono spenti di giorno perché dicono che devono essere protetti dal sole, quindi non sono stati in grado di catturare questo recente evento. Quindi come sempre ragazzi, questi qua non fanno mai nulla di buono. Stavolta hanno detto che le telecamere, siccome le proteggono dal sole, non le accendono di giorno e quindi giustamente non hanno nessuna prova di questo asteroide che è caduto, diciamo, nei cieli di New York. Fortunatamente è durato solo pochi secondi e non ci sono stati, diciamo, danni causati da questa esplosione. In effetti solo la paura. Quindi come vedete ragazzi, questi sia di giorno che di notte, questi proprio non controllano proprio nulla. Quello di prima ho detto che un altro meteorite era caduto sui Caraibi e non si sapeva nulla, adesso a New York e nessuno sapeva nulla. Quindi queste notizie arrivano sempre 10-12 giorni dopo, una settimana dopo, quindi sempre a nascondere ciò che accade su di noi. Si viene a sapere perché poi mi dicono i complottisti hanno saputo da testimoni, quindi poi giustamente arrivato a un certo punto devono dire la verità. Trovate quando stanno nello stretto hanno dichiarato che loro non hanno visto nulla perché le telecamere erano chiuse perché se no il sole li può distruggere, quindi le accendono solo di notte. Quindi se arrivano asteroidi di giorno, qua ce ne andiamo tutti quanti dall'altra parte, tanto per dirla brevemente. Vabbè ragazzi, tanto si sa che di questi non si può avere fiducia, l'ho sempre detto, lo ripeterò all'infinito. Quindi, come sempre ragazzi, è che Dio ce la mandi buona, perché se aspettiamo che questi ci proteggano, buonanotte. Vabbè ragazzi, vi auguro buona domenica e come sempre la verità viene fuori, ma dopo tanto tempo. Ciao a tutti ragazzi.